Peppe Vita, ci sono delle novità riguardanti appunto le decisioni che il Comune ha preso, vi siete rivolti a un noto legale, ecco, con quali obiettivi? E allora, dopo aver tentato un dialogo con l'amministrazione che ci è stato negato, non avendoci dato nessuna risposta a una PEC nella quale noi ci rendevamo disponibili dopo la precedente ordinanza, prima ancora che fosse emessa questa, abbiamo capito che l'unica strada da percorrere era quella per la tutela dei nostri interessi, era quella delle nostre ragioni, era quella di rivolgersi a un legale. Siamo stati ricevuti dall'avvocato Rubino, il quale ci rappresenterà in sede TAR, poiché ha ravvisato numerosi punti di fragilità di questa ordinanza, alla quale ricorreremo. Tutto questo perché comunque in questo momento probabilmente sfugge a chi ha emanato questa ordinanza la grandissima sofferenza delle varie aziende che si troverebbero probabilmente dopo il periodo natalizio a dover chiudere i battenti. Crediamo che questa città non lo meriti, crediamo che non lo meritino i tanti giovani che hanno investito per rimanere a lavorare in questa città. Abbiamo tentato inutilmente di avere una sponda, un dialogo con l'amministrazione che ci è stato negato, quindi procediamo per la nostra strada. Insomma, sostanzialmente chiedete delle maglie più larghe, no? No, noi chiediamo di lavorare e chiediamo che si comprenda una volta per tutte che non sono i locali i responsabili della violenza in mezzo alla strada, che è un malessere sociale del quale noi non ci possiamo assolutamente accollare le responsabilità. Noi possiamo essere una risorsa in questo senso, nel senso della collaborazione con le autorità, con la legge, nel rispetto di tutte quelle norme di comune convivenza che ci sono, ci si siede attorno a un tavolo e si ragiona, ma non siamo sicuramente il problema. Una città che si candida a capitale della cultura del 2025 non può fare a meno di intrattenere i propri ospiti. In questa maniera si rischia di distruggere un tessuto produttivo che in questi anni si è comunque distinto per la qualità dell'offerta e anche per l'ampio dislocamento nel territorio comunale, dal centro storico alla stazione balneare, alle periferie.